Ma torniamo ai concerti. In centinaia di città la festa della musica tra canti, spettacoli e simbolici silenzi di protesta. Il settore è in crisi, dicono i musicisti. Sentiamo Leonardo Rossi. È un rumore bianco, costante e fastidioso ed è il segno della protesta che continua anche nel giorno della festa della musica, come hanno fatto i lavoratori del mondo dello spettacolo oggi al Castello Sforzesco. Sono solo canzonette? No, sono migliaia di lavoratori onesti. Parola di Tiziano Ferro, scritte sulle sue pagine Facebook insieme a tanti altri artisti uniti dall'hashtag Io lavoro con la musica. Intanto a Milano Diodato e Manuel Agnelli hanno dato vita a un flash mob. Siamo qui per provare ad amplificare un messaggio che tanti lavoratori della musica e del mondo dello spettacolo poi stanno cercando di far arrivare al governo. Gli artisti chiedono aiuto in questa fase di crisi, pensiero condiviso anche dal maestro Accardo. Io parlo degli orchestrali, ecco, persone che lavorano e che hanno un sostegno per le loro famiglie che è minimo e che ora sta venendo meno perché tutte le orchestre sono in cassa integrazione. Proteste arrivate non a caso il giorno della festa della musica organizzata dal Ministero dei Beni Culturali, dedicata al maestro Bossio e ai medici e agli infermieri che si sono battuti contro il Covid e che si è tenuta in tutto il paese. Dal blues suonato a Codogno alle note suonate insieme appena fuori di casa. Insomma, una festa collettiva sentita e desiderata che ha dimostrato ancora una volta come la musica possa essere un motore di riscatto per un paese che ha voglia di rialzarsi. E dopo 8 anni Bob Dylan torna con un disco di inediti.